Vabbè, ormai la guida l'ho fatta. Mi dica. No, dicevo, questa prima parte, a prescindere da... Aspetta che sto... Ecco. È il cornless che è la disgrazia che occasiona le Sì, gambe. ho capito. Non so quale di due abbia... Vabbè. Ecco là. No, allora... Vabbè, mi assolti il radrio. Vuoi sapere come Sì, no, là, volevo dire, ecco, non so, questa se mi prima... sono divertito. Sì, a prescindere dalle telefonate che lei ha fatto, si sta divertendo? Ho messo proprio divertito. Ah, beh, mi fa piacere. Anche a fare canzoni. Beh, Ma per cui mi diverto ogni giorno perché stai amico a radio. È sempre su radio Sorriso. grazie. E grazie. ora mi diverto a Bene. le canzoni. Certo. Tutti i giorni sempre. Bene. Fora che dai 4 alle 6 del pomeriggio la cambio canale perché Beh, dalle 4 alle 6 del pomeriggio ci sarei io. Appunto. E lei è così... Sì, sarei io, ci sarei io dalle 4. Devo dire che ero un rompimaroni che il Ciaco è a 50 e mi sempre radio Sorriso ma dai 4 alle 6 cambio canale. Guardi, è di una gentilezza, mi fa molto piacere. Non so che cosa era vabbè, no, sono io, ci sarei io dalle 4 alle 6. E ora ieri devo dire che io mi sono divertito. Sì? Pai canzone, anche pai canzone, ma mi sono divertito. Avevo visto che davano sai, che robe c'ho qua stasera. Altro che il cauterio che ho a casa, Maria Angela. Ma te vedi che... Ecco, senti un po' a rega. Infatti. Te vedi, niente mia vista Euri. Questo anche è vero, sì. Perché è vero che sei qui che ha la forma di melone, beh, prosperose, Sì. a forma di pera, dopo quelle più piccoline a forma di pesca. Proprio, lei non salta nessuna frutta, no? Vabbè. Mi cara a forma di cipolla. Se te guardi te viene da piangere. Ma tutto dire. Ma poi a mettersi e conto e curte, poi no, a te vieni da sotto, Maria Verna. Io mi dissocio. Com'è che... Ma Dio, mai! No, lei dice la verità, ma insomma dovrebbe un po' tenere anche l'onore in casa. Vabbè, ha ragione nonno a dirmi, guarda l'idea che una femmina senza tette è come un par di braie senza scarsei. Non te se mai dove mettere le mani. Ciao. Non è mia, vero? Certo. Ah, ti dammi ragione qualche volta. Cosa vuole che le dica? Sono le sue supposizioni, cioè i suoi... Vabbè, dico... E dopo, tette piccole. E dai, E il culo grosso. perde da una parte e ciappa da quell'altra. Allora che io ho detto, ma sta attenta. Prova qua carta igienica. Dove sei, a te? Ho detto, prova a passarti tante volte a carta igienica in mezzo qua. Se va a funzionare col culo, ho detto... Guarda, io mi dissocio. Guarda Dio, come si... Ma so ciappato così. Diciamo che non è ciappato bene. Come si dice? Un sesso a pile. Sex appeal. Un sesso a pile. Un sex appeal. Come un tombino, Maria. E cioè? Proprio, è micio che una volta, poi passare, a me avevo comprato anche il libro della crema asciutta. Non dirmi che lei ha preso il libro del Kama Sutra. Che qui non ti insegna tutti i modi. Lasci, sì, vabbè, ok, sì. Cioè,
Anche a quello mi sono comprato. Che dopo 10 posizioni mi sono accorto che bisogna essere in do. Guarda che so ciappa mai. No, tanto male. Lei è ciappato tanto male. No, non ti dico neanche quanto mai so ciappa. Che a so arrivare il punto che mi tocca ragliarmi da solo. No, per favore. Come che ero tosato, Maria Vegna. Lei mi sta facendo sudare. Vabbè, cavate, che te sul serio, guarda. Ma te riditi! Che pare che sia da ridere! No, ma neanche mi metto piazza. A me ha scoperto l'altro giorno che io sono sotto la doccia. Oh, brutto porseo, ho detto, cosa sento io fare? Ciò ho detto, non posso neanche lavarmi a velocità che voglio. Te ridi. Questa non l'ho mai sentita. È una roba che capita ormai. Questa non l'ho mai sentita. Va bene, va. Che problemi, caro, che problemi che abbiamo, problemi nati. I sì. politici non pensano a sti problemi qua. Sì, ne hanno altri, diciamo che ne hanno altri. Ma quando mi dice problemi, certo, ognuno sente i suoi. Dovrei pensare a fare, non so, un partito. Secondo lei che partito? Mi daria il voto subito. A che partito? Se si facesse il partito del Regipeto. Ho capito. Perché va che se bello setto. Partito del Regipeto. Sorregge la destra, sorregge la sinistra e va incontro al popolo. Come slogan. No, è come slogan, va bene. 7 voti che ci apparia. Ah, beh sì, lei lo voterebbe. Subito! Ho capito. Va bene. Va bene. Te sono davanti. Ok, grazie. Adesso si canta ancora o no? Adesso sì, adesso canta. Mi diverto ancora, vero? Sì, siamo a metà. Siamo a metà. Chissà che vedo che se si muove qualcosa. Insomma, lei speri. Lei speri. Ecco, lei speri. La speranza è sempre l'ultima. Oh, sempre caro, sempre. Può sentarmi? Sì, va bene, lei si rimanga lì, mi raccomando, Sì, okay, sì. va bene. Poi tanto qua agosto va. Ah, perfetto, allora, non c'è più nessun problema. Ok. Grazie, Momi. Signori Momi, qua.